Nessun segnale di ripresa per l'economia del Veneto nel 2013. Il prodotto interno lordo ha fatto registrare nel 2012 un meno 1,9% e le previsioni dopo i primi mesi dell'anno nuovo rimangono negative, con un'ulteriore flessione dello 0,4%. Un quadro a tinte fosche dell'economia regionale diffuso da Unioncamere. Il meno 1,9% è un dato leggermente migliore di Emilia-Romagna e Piemonte, ma peggiore della Lombardia. A pesare il calo dei consumi delle famiglie e degli investimenti, ma anche la perdita del lavoro. In Italia ci sono ogni giorno 600 persone che vanno in difficoltà. A fine 2013 i poveri sfioreranno i 4 milioni. Qualche speranza per il futuro? Siamo un territorio estremamente industrializzato, anche se di piccola e media impresa, però credo che la capacità reattiva nostra è importante. Oggi noi siamo sui mercati, non solo locali, sui mercati internazionali, e questo ci fa ben sperare per una ripresa che avvenga in tempi brevi. Quanto ai settori, fatica l'export, tiene il turismo, situazione grave per l'artigianato e il mercato delle costruzioni, fermo ormai da tempo, perdite ingenti anche nell'industria manifatturiera e per la prima volta nel settore alimentare. Non soltanto ai piccoli negozi, ma anche, questa è la prima volta, relativamente ai supermercati, dove addirittura il dato è vicino all'8%, un calo all'8%, questo sia nel settore alimentare che nel settore non alimentare. Quanto all'occupazione, l'unica provincia del Veneto che sembra tenere sia sotto il profilo dei posti di lavoro che della produzione industriale, che registrano dati negativi sì, ma sotto la media regionale, è Verona. Nel resto del Veneto però il tasso di disoccupazione è in aumento e toccherà l'8,3% nel 2013. La mia considerazione è che sarebbe già un circolo virtuoso se riuscissimo a recuperare i cassaintegrati. Ecco. Il dato dei disoccupati è un dato che è cresciuto anche nel Veneto, è la prima volta che succede, effettivamente questo è un segnale negativo.